come sapete la vicenda è datata gennaio-febbraio 2011. Si arriva poi al dicembre, o meglio a ottobre 2012, con l'approvazione in Consiglio Comunale del pool, si arriva alla costruzione dei nuovi chioschi, la realizzazione di nuovi chioschi con autorizzazioni temporanee. Questo perché il piano urbanistico comunale non prevedeva cubature al Poetto, addirittura erano inesistenti, ma a tutti noi conosciuti, l'ospedale marino, tutti gli stabilimenti balneari, tutti gli stabilimenti militari e i chioschi, e persino non erano fotografati, e quindi per il piano urbanistico comunale è come se la spiaggia fosse libera, non erano neanche presenti le strutture di proprietà del comune, cioè i bagni. Quindi il comune non aveva, prima del 2011, quando venne approvato il PUC, neanche fatto risultare le cubature di propria proprietà. Ora, a fronte di questo problema, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo approvato un pool e abbiamo adottato una variante al PUC per far emergere le cubature, cioè per far risultare i chioschi. La stessa cosa l'abbiamo fatta su richiesta della Regione per l'ospedale marino, cioè abbiamo su un immobile esistente, ma d'altronde come i chioschi, abbiamo fatto risultare l'esistenza di queste cubature. Poi finalmente arriviamo a quella famosa riunione che si è tenuta in prefettura il 18 gennaio. Lì si ritorna ai problemi precedenti da parte della Regione. La stessa cosa che abbiamo richiesto per i chioschi, identica a quella fatta per l'ospedale marino, viene bocciata con una nota dell'altro giorno, del 27/02, finite le elezioni. Cosa abbiamo sostenuto noi? Che c'erano una serie di difficoltà e che per consentire ai chioschetti di operare noi avremmo accelerato il più possibile le pratiche di autorizzazione, ma purtroppo, ricordo che l'altro giorno c'è stata la sentenza di condanna, purtroppo non eravamo nelle condizioni, stante le leggi, le norme, anche le difficoltà, di poter dare autorizzazioni senza lo smontaggio. Ora, a tutti noi ovviamente salta agli occhi la follia di dover smontare, rismontare. Purtroppo però non sempre le norme consentono di fare ciò che si vorrebbe. Che cosa scrive nella nota la Regione? È vero che lo dice per quanto attiene al pool, ma lo dice per quanto riguarda la variante. Si evidenzia che le opere previste nella configurazione invernale, poiché alterano lo stato dei luoghi in maniera permanente, a nulla rilevando che si tratti di installazioni di tipo amovibile, pregiudicherebbero la rinaturalizzazione del compendio, comportando quindi alterazioni della funzionalità ecosistemica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi di fatto negando tutto ciò che è stato sostenuto nel corso dei mesi precedenti, che bastava la volontà politica, bastava il milleproroghe, la legge esisteva già, cioè smentendo tutto ciò che è stato raccontato sulla stampa. Ora, io lo dico perché non riguarda noi, ma riguarda interessi di imprenditori, commercianti, come i titolari dei chioschi. La soluzione è percorribile, non le fantasie. La soluzione percorribile è quella che si possa smontare i volumi nel modo più semplice possibile, senza, come dire, costi elevati, rimontare, dare noi le autorizzazioni in tempi brevissimi e salvare la stagione. Ricordo anche che non siamo stati noi a iniziare questa procedura, è precedente, l'abbiamo ereditata, l'altro giorno si è arrivata la sentenza di condanna in primo grado. Io non vorrei che poi coloro che una volta hanno sostenuto una tesi, come la Regione ha fatto, e il giorno dopo poi la smentiscono con documenti nei fatti, stiano conducendo i titolari dei chioschi verso non solo il disastro economico in un momento già di crisi economica, ma verso una non soluzione del problema. E sul futuro sono più preoccupato ancora, perché ovviamente questo, rispetto al nostro pool che individuava i chioschi,
faceva figurare una spiaggia urbana da vivere tutto l'anno, di fatto viene pregiudicata l'idea stessa della spiaggia urbana, viene messa in discussione l'idea della spiaggia urbana, viene impedito di utilizzare la spiaggia tutto l'anno, che è la cosa esattamente che noi stavamo facendo proprio per salvare i chioschi. Cioè noi abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità per salvare i chioschi e per consentire a loro di operare anche per il futuro, soprattutto. Mi pare che oggi con questo sia venuta poi allo scoperto la vera volontà. Quello che non si capisce però è come da un lato un grosso intervento che interessa la Regione, perché l'ospedale marino è di proprietà della Regione, viene agevolato, aiutato, si chiede a noi di lavorare per fare la variante, per poter far accelerare il percorso relativo al bando e far operare un privato all'interno dell'ospedale marino per la riqualificazione di quello in base al bando vinto a suo tempo, a fronte della richiesta di tanti operatori cagliaritani e non, ma comunque cittadine e cittadini che cercano di lavorare. Si crea un muro, avendo invece sostenuto nei mesi precedenti che tutto era semplice e tutto si poteva fare. Cioè, il paradosso è che laddove c'è un interesse diretto della Regione, la Regione agevola, aiuta, accelera, snellisce, mette a correre gli uffici per dare una mano, un supporto, laddove c'è un interesse del Comune di Cagliari a fare, c'è un sistematico blocco è un sistematico tentativo di mettere in difficoltà alla fine terzi, perché per noi è una difficoltà sicuramente politica, di consenso, mettiamola così, però io sono seriamente preoccupato per coloro che hanno una difficoltà economica a fronte di ritardi, lentezze, ostacoli, lacciuoli che sistematicamente vengono posti al Comune di Cagliari, che viene messo nell'impossibilità di operare. Se là si dice che non sono ammissibili delle cose che permangano nella configurazione invernale, si va esattamente contro quello che è il desiderio del Consiglio Comunale, per esempio, ripetuto nel tempo, di avere la spiaggia attrezzata perché possa essere utilizzata lungo tutto il corso dell'anno. E l'unica possibilità per renderle legittime è creare il sistema di regole che lo consenta. Dicono no, non è possibile, quindi siamo veramente al paradosso. Diceva giustamente il sindaco, e io credo che la cosa veramente fa urlare, che quando si tratta di interessi nei quali è coinvolta la Regione, è il caso dell'ospedale marino, là ci si chiede di agire con rapidità e noi che rispettiamo i rapporti tra istituzioni ci mettiamo al lavoro e produciamo gli atti. Chiedo semplicemente che lo stesso interesse venga dimostrato dalla Regione nei confronti della città di Cagliari, delle cittadine e dei cittadini, perché è un interesse della collettività, non sono interessi politici quelli che noi dobbiamo perseguire. Quindi ad oggi i titolari dei chioschi che cosa possono fare? Ad oggi, secondo me, dopo questa nota e dopo l'incontro che abbiamo avuto, rifletteranno. Loro avranno un po' di giorni di tempo per smontare di fronte al diniego di accertamento di conformità, perché l'accertamento di conformità non ha norme al quale aggrapparsi, quindi è vano, soprattutto dopo la condanna, e mi preoccupa la reiterazione del reato per loro. A quel punto avranno un arco di tempo nel quale smontare e rimontare.